Vicepresidente Bolzonello, qual è l'interesse che le malghe possono suscitare sull'economia locale? Ci sono di due aspetti. Il primo ovviamente è quello turistico, è sicuramente un completare l'offerta, il bouquet delle offerte che la Regione mette a disposizione degli ospiti che arrivano, quindi oltre al sistema dei rifugi, il sistema delle malghe, quindi una fruizione della montagna estiva che permetta di mettere assieme sia la parte dell'escursionismo che la parte dell'enogastronomia. Nelle nostre maghe si fanno prodotti straordinari, dei formaggi straordinari e riusciamo davvero ad avere da quel lato una fruizione di tutto quello che è la malga nel suo insieme, turistico ed enogastronomico. Dall'altra c'è proprio la partita anche della microimpresa, nel senso che la produzione che avviene in malga è una produzione importante, tanto che non si arriva neanche alla fine per dire, alla fine della stagione non si riesce neanche a mettere parte del prodotto alla stagionatura, proprio perché c'è una richiesta enorme, un po' che arriva appunto dai visitatori, dall'offerta, il prodotto di buonissima qualità, e quindi c'è anche questo aspetto. Sistema delle maghe quindi che diventa per noi fondamentale sia per la microeconomia della montagna che per la parte turistica. Assessore Sciaurli, oggi la presentazione della guida delle malghe che sono strategiche per il turismo del Friuli Venezia Giulia. Assolutamente sì, una guida che mette insieme malghe e rifugi, quindi tutto quello che offre la nostra montagna dal punto di vista del turismo estivo e nello stesso tempo quello che offre la nostra montagna dal punto di vista caseario, enogastronomico, di capacità di trasformazione dei nostri prodotti agricoli. Quindi una guida che esce oggi, prima che gli alpeggi partano, che è a disposizione di tutti i turisti e anche dei residenti per conoscere la straordinaria offerta che la nostra montagna può dare a chi vuole conoscerla e anche ovviamente conoscere i suoi prodotti.